I pazienti ricoverati in ospedale con Covid, ma non per Covid, sono in Veneto tra il 10 e il 20%. Due preposizioni che però cambiano la fotografia dell'attuale situazione negli ospedali. Il dato emerge da una ricerca voluta dal presidente nazionale di Fadoi, che ha chiesto ai referenti regionali della Federazione degli internisti ospedalieri di rappresentare lo stato del Covid nei nosocomi e di evidenziare le problematiche che emergono nelle aree ospedaliere non Covid legate alla pandemia. È il presidente del Fadoi del Veneto a spiegare come spesso le positività dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari emergano occasionalmente durante i consueti screening previsti e non per sintomi sospetti. Si tratta infatti nella quasi totalità di casi di persone asintomatiche che si sono positivizzate e che durante la loro degenza sono venute a contatto con altri pazienti, ed è qui che nasce il vero problema. Il problema più pressante oggi è quello di come gestiamo questi contatti, queste persone sono venute a contatto e allora in generale nel Veneto, in modo particolare qui noi a Treviso, abbiamo delle zone di isolamento, fra virgolette, le cosiddette zone grigie, in questo ci crea difficoltà nella gestione soprattutto anche in relazione al fatto che il personale è sempre ridotto. Pazienti dunque asintomatici, costantemente monitorati con tamponi, tenuti in isolamento spesso in stanze con più posti letto che restano inevitabilmente liberi. Vuol dire tenere in isolamento, ad esempio, un paziente su una stanza a 3 letti. Questo va a ridurci un po' i posti letto di degenza ordinaria per gli altri pazienti non Covid.